Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo lunedì 11 settembre per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Innanzitutto vi ricordo, fra poco ve lo mostriamo, questa sera inizia Ring, torna Ring, la trasmissione di prima serata di approfondimento politico con Ferdinando Avarino, tantissimi gli ospiti, tantissimi temi sul tavolo. Fra pochissimo vi darò anche il sondaggio che riguarda i rapporti sempre più tesi tra Lega e Forza Italia. In questi giorni vi abbiamo raccontato la fuga di diversi rappresentanti leghisti nel partito azzurro guidato a livello regionale da Flavio Tosi, ma oggi c'è tantissima cronaca, abbiamo dei collegamenti aperti, tutti rigorosamente in diretta, perché andremo a Mirano dove c'è stato un incidente stradale con esito mortale questa mattina in via Giorgione. Ci collegheremo fra poco con Anna Maria Parisi, a perdere la vita un 27enne di Martellago. A Mirano tra l'altro rimarremo perché c'è un giallo vero e proprio che riguarda una bomba carta che è esplosa nel pomeriggio di sabato. Le indagini sono in corso e c'è poi il fronte degli incidenti sul lavoro a Ponte San Nicolò. Un uomo di 57 anni è morto in un macello, ma sempre questa mattina possiamo vedere le immagini. Ringrazio la regia. L'elicottero del SUEM 118 è intervenuto in una fabbrica di Loria in via Giovanni Falcone. Un ragazzo di 19 anni è rimasto schiacciato da una lastra, sul posto anche lo Spisal e ovviamente le indagini sono in corso per capire cos'è successo. Però per l'appunto al momento i due fatti della giornata sono questo scontro mortale in via Giorgione a Mirano, dove a perdere la vita è stato un 27enne di Martellago, e l'ennesimo incidente letale sul lavoro a Ponte San Nicolò. Fra poco ci collegheremo tra l'altro anche con Valentina Visentin proprio da Ponte San Nicolò. E noi andiamo avanti con la cronaca in attesa di tutti questi collegamenti. A Padova, pensate, è stato arrestato un 15enne baby rapinatore. Violento e spregiudicato, a soli 15 anni era il terrore dei suoi coetanei che non esitava a derubare e picchiare. È stato arrestato dai poliziotti della squadra mobile, piazzale Santa Croce a Padova, un baby rapinatore già pregiudicato anche per reati di droga. Il minorenne era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice del Tribunale per i minorenni di Venezia. Il giovane è accusato di una rapina aggravata avvenuta a maggio ad Albignasigo ai danni di un altro 15enne, ma l'episodio più grave risale a novembre del 2022, quando ha rapinato e picchiato uno studente padovano di 16 anni in stazione. Il 15enne prima lo ha minacciato con un coltellino, poi al rifiuto di consegnare il denaro lo ha schiaffeggiato, gettato a terra e gli ha sferrato un calcio ai testicoli, causando al giovane una torsione e rottura testicolare e costringendolo al ricovero. Il baby rapinatore è stato portato nel carcere minorile di Treviso. Ora subito in diretta a Treviso per una vicenda che ha fatto discutere nei giorni scorsi. Giovedì sera vi davamo la notizia del patteggiamento. I fatti sono quelli di Paese, la tragedia in cui perse la vita un giovanissimo, ma ci racconta tutto perché veramente abbiamo i secondi contatti della nostra Lina Paronetto da Treviso. Buongiorno Lina. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo in diretta da Treviso, dallo studio dell'avvocato Favotto, che ringrazio, Davide Favotto, buongiorno, che ha assistito, è stato vicino insieme alla collega per questo lungo tempo, dal maggio del 2022, la famiglia di Davide Pavati. Sì. Abbiamo la mamma Barbara Vedelago che di fatto parla per la prima volta.
Noi riprendiamo questa vicenda che tu hai citato. 4 giorni fa c'è stato il patteggiamento da parte del 31enne poliziotto che quella disgraziata sera travolse purtroppo con esiti mortali Davide, 17 anni appena, che tornava dalla casa della fidanzatina. Torniamo su questa vicenda perché c'è un ulteriore elemento di questo caso che in qualche modo grida vendetta, diciamolo pure. È arrivata alla famiglia, ma ancora mesi fa, però dopo la sentenza, che comunque, dopo il pronunciamento del patteggiamento che comunque non ha accontentato la famiglia, avvocato, c'è anche questo elemento, una fattura di 183 euro per pulire la strada dai rottami, dai liquidi del motorino e dal sangue di questo ragazzo. Sì, è una cosa che ovviamente stride rispetto a in tutta questa vicenda. La famiglia l'ha vista come un'ulteriore beffa del destino, oltre alla tragica morte del figlio, dover addirittura pagare una fattura, anche se effettivamente Davide in quel sinistro non aveva alcuna responsabilità, e unita alla sentenza che è arrivata qualche giorno fa, che è stata vista appunto dai familiari come non giusta, si sono sentiti finalmente di rompere il silenzio e di denunciare anche questa situazione. Lo ricordiamo, signora Barbara, allora quella sera Samuel Seno rientrava dal campo da rugby, sappiamo che era appunto nel rugby paese, aveva bevuto, è risultato in stato di ebbrezza, ha invaso la corsia opposta travolgendo lo scooter su cui Davide, suo figlio maggiore, rientrava a casa quella sera. Davide è stato confermato dalla perizia, era al suo posto, procedeva sulla destra, non ha fatto nulla per agevolare questo impatto. C'è stato questo impatto devastante e Davide, purtroppo poi l'autopsia lo ha confermato, pare essere morto sul colpo. Allora lei intanto l'altro giorno ha detto 3 anni e mezzo sono pochi, e poi lei ha detto una frase che penso per qualsiasi genitore, mamma, no? Faccia venire i brividi. Lei ha detto finisce così. Esattamente. 16 mesi per sapere che non fa un giorno di carcere, non ha pagato niente, alla fine lui non ha pagato niente. A voi è arrivata anche questa fattura che dimostra, come dire, uno scollamento totale tra quello che è anche l'autorità, lo Stato, il comune in questo caso, e il dolore di una famiglia. Esattamente, che poi non è una questione appunto economica, è proprio io non dovevo ricevere quella fattura. Io, inteso come mia famiglia, non dovevamo ricevere la fattura che indicava il pagamento della polizia della strada di un incidente che non ha causato mio figlio. Senta, lei ha incontrato l'altro giorno Samuel Seno. Lei ha detto io avevo bisogno di incontrarlo perché c'erano 5 minuti dell'esistenza di mio figlio che mi mancavano. Sì. È dal momento dell'impatto a quando sono arrivati i primi soccorritori l'ha visto soltanto lui praticamente, e io avevo bisogno di sapere se Davide in qualche modo aveva fatto un rantolo, mosso una mano, piuttosto che... e solo lui poteva darmi la risposta. Com'è stato incontrarlo, signora? Devastante. Come ho già detto, da parte di entrambi sicuramente, per 2 motivi diversi, ma da entrambi. Lei ha anche detto non ci sentiamo, non mi sento in questo momento di perdonarlo. Io ho spiegato a Samuel quando forse potrà chiedermi perdono, gliel'ho detto a lui. Ci può dire quando? Quando un giorno avrà la sua famiglia, i suoi figli, li amerà in modo incondizionato e guardandoli negli occhi saprà cosa forse in qualche modo può rendersi conto cosa può aver provocato alla mia famiglia, e allora a quel punto può suonarmi il campanello e io deciderò. Non prima, non serva che
che faccia nessuna mossa prima, non serve. E lui cosa le ha risposto quando gli ha detto così? Ha abbassato lo sguardo, gli occhi erano colmi di lacrime. Avvocato, voi rispetto a questo patteggiamento nulla potete, nel senso che non si può fare ricorso. No, esatto, non c'è modo di fare ricorso, la parte civile non ha la possibilità di impugnare la sentenza, ragion per cui per la famiglia Pavan la questione finisce qui. Ovviamente ci sarà una possibilità per gli zii e la fidanzatina, che è un altro capitolo che effettivamente ci preme molto, ci sarà la possibilità di svolgere un'azione civile per il risarcimento del danno nei confronti soprattutto dell'assicurazione del signor Seno. Grazie. Allora Cristian, noi da Treviso restituiamo la linea. Io ringrazio moltissimo l'avvocato Favotto, ringrazio la signora Barbara, a cui chiedo un'ultima cosa, perché Barbara, io le ho chiesto prima come fa ad avere questa forza anche di parlare oggi, anche di aver incontrato Samuel, e lei mi ha dato una bella risposta. Io a casa ho Nicola. L'altro figlio. Sì, e ho il dovere di insegnargli come si affrontano le cose con il cuore e fino in fondo. Grazie Barbara, grazie davvero a queste mamme. Abbiamo parlato con le mamme di vittime della strada sabato alla messa di Cessalto. Abbiamo un altro esempio di una donna forte di un dolore infinito, che però ha avuto il coraggio di parlare, perché di questi fatti dobbiamo continuare a parlare, perché in strada davvero ci si metta in testa di comportarsi come si dovrebbe. A voi la linea di nuovo qui da Treviso con Nicoletta Rizzetto. Lina, grazie davvero, grazie a te, a Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica, l'avvocato Favotto, ma soprattutto grazie, un abbraccio a Barbara Vedelago per questa testimonianza molto preziosa. Nell'ennesima giornata segnata tra l'altro da un terribile incidente stradale a Mirano, a perdere la vita un 27enne di Martellago che era in sella alla sua motocicletta. Fra poco ci collegheremo con Anna Maria Parisi, che si trova sul posto fra pochissimo, fra qualche istante. E noi rimaniamo sulla cronaca. Un trevigiano di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri di Pieve di Soligo con una chiave inglese, stava danneggiando la porta di casa dell'ex fidanzata. Davanti al portone dell'ex fidanzata con una chiave inglese ha iniziato a colpire prima il portone, poi il citofono. Attimi di paura ieri sera a Pieve di Soligo, dove i carabinieri hanno arrestato un trevigiano di 36 anni che aveva cercato di danneggiare la porta d'ingresso dell'abitazione dell'ex compagna per poi fuggire. L'uomo è stato rintracciato dai militari, era in evidente stato di alterazione. Li ha minacciati con la chiave inglese, poi è stato immobilizzato. Sottoposto a perquisizione gli è stato trovato addosso un coltellino a serramanico ed una modica quantità di sostanza stupefacente. Tutto è stato sequestrato. L'uomo si trova già in carcere a Treviso. Vi dicevo della nostra Anna Maria Parisi, che con Sandro Ponchio si trova sul posto dell'incidente mortale di questa mattina a Mirano. Raccontaci tutto, Anna Maria, buongiorno. Buongiorno, sì, Mirano funestata da un tragico incidente stradale questa mattina alle 8:30, quando una Fiat Ducati condotta da un trentenne di origine dell'est Europa si è scontrata qui in via Cavil di Sala con l'incrocio via Bianchi con una Ford Fiesta condotta da un 27enne del posto. Cos'è successo? La Ford condotta dal 27enne era appena uscita da via Bianchi e nel frattempo sopraggiungeva dalla parte opposta la moto rossa, la Ducati del trentenne dell'est Europa, originario di Olmo di Martellago. Violentissimo l'incontro, lo scontro, non c'è stato nulla da fare nonostante i ripetuti tentativi dei sanitari del SOMI 118 per salvare il Centauro, che è morto sul colpo. Vediamo adesso, hanno appena portato via
l'auto con la moto Ducati, e ci sono ancora i rilievi delle forze dell'ordine con la polizia locale dell'Unione dei Comuni. Stanno pulendo la strada dalla grandissima macchia di sangue. Com'è il sindaco di Mirano, Tiziano Baggio, per parlare di questo tragico incidente? Si sa qualcosa in merito alla dinamica, sindaco? Buongiorno. Sì, la dinamica è stata esattamente quella che lei ha raccontato, sicuramente il tema di una velocità elevata che comunque non rispettava il limite è del tutto evidente. Da parte di chi? Da parte del motociclista. Ora, la velocità a cui andava ovviamente non la sappiamo. Questa però è un'arteria che ha un limite di velocità di 30 km/h che ho deciso di introdurre pur tra molte polemiche nel mese di dicembre. La velocità di 30 km/h è giustificata dal fatto che abbiamo 2 piste ciclabili monodirezionali e soprattutto moltissimi accessi da zone residenziali o comunque da zone commerciali, quindi il rispetto dei limiti di velocità è essenziale, è un salvavita. Sindaco, ecco, facendo un passo indietro, andiamo a sabato pomeriggio, quando un gruppo di ragazzini, 4-5 ragazzini, si sono ritrovati in via Paruta e forse hanno trovato una bomba carta, forse l'hanno addirittura fabbricata in autonomia. Fatto sta che uno di loro, un 21enne del posto, ha subito l'amputazione della mano con l'immediato ricovero e proprio l'amputazione fisica della mano in sala operatoria. Come sta adesso il ragazzo? Allora ho sentito il papà, l'operazione è andata bene, il ragazzo è cosciente e purtroppo confermo l'amputazione della mano che non potrà essere recuperata. Come ha detto lei, la dinamica dell'incidente non è chiara, quindi quando avremo gli approfondimenti valuteremo se ed eventualmente come intervenire. Sicuramente quella era una strada chiusa, nel senso che dà accesso a un'azienda del luogo. Sabato l'azienda era chiusa e lì si sono ritrovati 5 ragazzi ed è accaduto quello che è accaduto. Ecco, sindaco, tornando all'incidente di questa mattina, di cui vediamo proprio stanno lavorando alacremente gli uomini del comune, presumo che siano per pulire la strada dal quello che è stato il segno dell'incidente con le macchie di sangue del motociclista. E sindaco, del motociclista si sa che anche lui, come il 27enne che stava conducendo la Ford Fiesta, si stava recando al lavoro. Sembra fosse un operaio della Speedline, il Centauro. Sì, le notizie che sono in mio possesso dicono questo. Abitava ad Olmo di Martellago e si stava recando al lavoro. Era una settimana come tutte le altre. Questo ragazzo aveva 30 anni, purtroppo la sua vita si è fermata qui ed è ancora più tragico che l'episodio si sia verificato tra 2 ragazzi, che abbia coinvolto 2 ragazzi, un ragazzo di 27 anni e un ragazzo di 30. Ecco, c'è da aggiungere che il Centauro avrebbe compiuto 31 anni esattamente tra una settimana, il prossimo 18 settembre. E da Mirano, da Cavien di Sala, a ridosso dell'incidente mortale verificatosi questa mattina, è tutto. La linea torna allo studio e ringrazio il sindaco di Mirano, Tiziano Baggio. Grazie sindaco. Grazie a te Anna Maria, al sindaco Baggio e a Sandro Ponchio per la parte tecnica. Sono giorni pesanti questi per la comunità di Mirano, quindi lo avete sentito, indagini in corso per fare luce su quanto è successo sabato pomeriggio, l'esplosione di questa bomba a carta che è costata una mano a un ragazzo del posto e poi il dramma che si è consumato questa mattina. Lo avete visto, questo ragazzo di 30 anni, di fatto trentenne, poco più che trentenne, di Martellago, che appunto
è espirato dopo essersi scontrato con un'auto. È una giornata molto dolorosa e contrassegnata anche da tanti altri fatti di cronaca. Nel Trevigiano una confisca di beni per 3 milioni di euro è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Treviso nei confronti di 7 persone condannate definitivamente per reati tributari contro il patrimonio e l'amministrazione della giustizia. I beni confluiti nel patrimonio dello Stato sono 25 fabbricati, 27 terreni, 7 veicoli, 2 partecipazioni societarie e disponibilità finanziarie. I reati riguardano l'omessa dichiarazione dei redditi, l'omesso versamento dell'IVA, riciclaggio e peculato. Sono state comminate pene da un minimo di 4 mesi a un massimo di 2 anni. Tra i fabbricati figurano abitazioni con magazzini e depositi, quasi tutti ubicati in provincia di Treviso, e uno a Venezia, una BMW e un Alfa Romeo di recente immatricolazione, oltre a una motocicletta Guzzi. Questa l'ennesima operazione delle fiamme gialle trevigiane. E noi ritorniamo nel Padovano per parlarvi di un'auto che è andata letteralmente a fuoco dopo un tamponamento. È accaduto lungo la Piovese. È stata completamente distrutta dalle fiamme l'auto andata a fuoco dopo un tamponamento avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo la statale 516 Piovese a Legnaro. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piove di Sacco e di Padova con un'autopompa, un'autobotte e 7 pompieri che hanno spento le fiamme con l'utilizzo della schiuma. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo la bonifica dei mezzi e il ripristino delle condizioni di sicurezza. Così dunque lungo la Piovese, e tanta paura ma fortunatamente nessuna conseguenza grave per una famiglia rimasta vittima di un incidente stradale nel pomeriggio di ieri intorno alle 16 in via del Molinetto a Saletto di Breda di Piave. La vettura con a bordo madre e padre e 2 bambini piccoli, per cause ancora da chiarire, è uscita di strada, prima ha battuto un palo della luce e poi è finita capovolta in un fossato. Immediato sul posto l'arrivo di 2 ambulanze dell'elicottero del SUEM che hanno soccorso i feriti trasportati in ospedale con qualche lieve ferita. Spetterà ai carabinieri chiarire la dinamica di questo sinistro. Andiamo adesso nel Bassanese per parlare di droga. Il litigio tra 2 fidanzati ha disturbato così tanto i vicini che hanno chiamato i carabinieri, ma all'occhio dei militari arrivati nell'abitazione di un 23enne a Mussolente per sedare la coppia non è sfuggito un bilancino di precisione riposto su una scrivania in soggiorno. Immediata la richiesta al giovane se fosse in possesso di stupefacente, lui stesso ha consegnato agli uomini dell'arma 2 involucri di cellophane con dentro un panetto di hashish, un grinder metallico con residui di droga e materiale vario per il confezionamento. In seguito a perquisizioni, rinvenuto un terzo involucro con dentro sempre hashish nascosto nella tasca dei pantaloni del 23enne. Quasi un etto di stupefacente in tutto, per lui è scattato l'arresto, è stato condannato a 6 mesi di reclusione, pena sospesa, e al pagamento di una multa di 1.000 euro. È stata una domenica di paura sul Grappa, dove un uomo è stato colto da arresto cardiaco e salvato da un amico. Stava giocando a soft air assieme ad alcuni amici quando si è accasciato a terra privo di sensi. Arresto cardiaco sul Monte Grappa a Varrossa, dopo località Campocroce, che ha colpito un uomo di 45 anni residente a Vicenza. Provvidenziale la presenza tra il gruppo di amici di un infermiere che l'ha tenuto in vita effettuandogli il massaggio cardiaco fino a che non sono arrivati i sanitari del SUEM 118 da Pieve del Grappa e l'elisoccorso da Treviso. L'uomo in gravissime condizioni è stato portato al Cafoncello in cardiochirurgia, intubato, supportato da massaggiatore automatico e quindi operato d'urgenza. Stava passeggiando con la moglie e un amico lungo il sentiero numero 18 di Villa Draghi, un 65enne di Abano Terme che poco dopo le 10 è stato punto da un calabrone e ha accusato un malore. Subito è scattato l'allarme, l'uomo è stato raggiunto dal soccorso alpino di Padova e dall'equipe medica dell'elicottero del SUEM atterrato nelle vicinanze. Valutate le condizioni, l'escursionista è stato accompagnato sul sentiero per 300 metri e trasportato all'ospedale di Abano. I responsabili del parco sono stati avvisati della presenza del nido di calabroni, come potete vedere. Non so se riusciamo a collegarci con Valentina Visentina da Ponte San Nicolò.
è la notizia che vi ho dato in apertura. Chiedo alla regia Valentina Visentin, non c'è ancora. Valentina Visentin che ci racconterà dell'incidente mortale sul lavoro che ha visto protagonista un 57enne padovano. Ecco, la vedo Valentina Visentin. Valentina, che cos'è successo? Buongiorno. Buongiorno da Ponte San Nicolò, l'ennesimo infortunio mortale sul lavoro in Veneto, il secondo per quanto riguarda la provincia di Padova, è avvenuta nell'azienda che vedete alle mie spalle in via Garibaldi 43 qui a Ponte San Nicolò, un'azienda che si occupa di lavorazione carni. Qui sabato mattina è stato ritrovato il corpo senza vita di un operaio rimasto schiacciato tra il telaio metallico di una finestra e il carrello elevatore che stava guidando. Secondo una prima ricostruzione fatta dai tecnici dello Spisal intervenuti sul posto, sembra che l'uomo fosse sceso dal carrello elevatore che ancora in movimento lo ha schiacciato violentemente contro la finestra di vetro e il telaio metallico. A ritrovarlo, l'incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, ma a ritrovarlo sono stati gli altri operai dell'azienda che sono arrivati qui sabato mattina intorno alle 5 del mattino e hanno ritrovato il corpo esanime e il carrello elevatore ancora acceso. Dicevamo, le indagini sono affidate ai tecnici dello Spisa, ma sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. La vittima è un 57enne nato a Cittadella, residente a Tombolo. Si tratta di quello che viene definito dai tecnici dello Spisa un cosiddetto lavoratore somministrato, ovvero non interno all'azienda ma assunto attraverso un contratto, quindi non un dipendente dell'azienda ma assunto attraverso un'agenzia interinale. Dicevamo il secondo infortunio sul lavoro mortale nel Padovano, ma l'ennesimo purtroppo in Veneto. Queste le prime notizie, ovviamente maggiori dettagli su questa tragedia nelle prossime edizioni serali dei nostri telegiornali. Da Ponte San Nicolò è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina Visentin per tutti questi aggiornamenti. Tra l'altro vi ricordo che questa mattina in una fabbrica di Loria è rimasto ferito in maniera grave, ma non è in pericolo di vita, un 19enne che è rimasto schiacciato da una lastra e avrebbe riportato una frattura alla gamba. È stato lì trasportato all'ospedale. Sul posto ovviamente c'è anche lo Spisal, le indagini sono ovviamente in corso. Si tratta, lo ripeto, di un ragazzo di appena 19 anni. Incidenti sul lavoro di cui si sta tanto parlando in questo periodo, anche dopo quello che è successo a Torino con la morte di quei 5 uomini sui binari della ferrovia. E noi rimaniamo nel Padovano, dove un minorenne si vantava sui social delle acrobazie con il suo ciclomotore. A proposito di sicurezza sulle strade, dopo un'indagine il ragazzo è stato appiedato dagli agenti della polizia locale della Federazione della Campo Sampierese. Sgommate, impennate, video dove si esibiva sulle strade di Borgorico con la ruota alzata, in piedi sulla sella o guidando lo scooter azzurro senza mani. Si vantava sui social ottenendo migliaia di visualizzazioni e centinaia di like per le sue bravate. Il minorenne del posto, che dopo essere riuscito a eludere più di qualche controllo, alla fine è stato appiedato venerdì a luna di notte dagli agenti della polizia locale della Federazione del Campo Sampierese. Il giovane aveva elaborato il suo scooter e ne aveva addirittura modificato la targa per non renderla riconoscibile, facendosi beffa più volte degli agenti. Gli stessi agenti lo hanno costretto a riconoscere le sue responsabilità e hanno sottoposto a fermo amministrativo il motorino. Il minorenne è stato affidato ai genitori, che dovranno pagare una multa di diverse centinaia di euro. Rimaniamo nel Padovano, dove i NAS hanno messo i sigilli ad una nota gastronomia di Villanova di Campo San Piero, trovato pesce per terra oltre 100 kg.
Pesce a terra sul pavimento, oltre 100 kg, lavoratori in nero, mancanza del rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il nucleo antisofisticazione e sanità di Padova, unitamente al nucleo ispettorato del lavoro a Villanova di Campo San Piero, ha accertato sanzioni amministrative per un importo di 20.000 euro in una nota gastronomia. 5.000 euro di sanzioni dovute a causa delle gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate all'interno dei locali destinati alla conservazione del cibo, oltre la mancata rintracciabilità dei prodotti e per non aver esposto il manuale di autocontrollo. 15.000 euro invece sospensione dell'attività per il mancato rispetto della normativa nei luoghi di lavoro. Il titolare è stato segnalato all'autorità competente. Adesso a Vicenza con Luisa Bertini, se non erro, perché c'è un allarme bomba, un allarme che è rientrato, ma facciamo il punto perché la paura è stata tanta. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia del signor Questore di Vicenza Paolo Sartori perché ieri in via Riviera Berica c'è stato un allarme bomba a segnalare questo sospetto ordigno dei cittadini. Sì, si è trattato di un intervento che è rientrato nell'ambito del più complesso sistema di sicurezza che è stato predisposto in occasione della fiera Vicenza Oro. Proprio per questo motivo avevamo a disposizione dei reparti speciali, anche gli artificieri. A seguito di questa segnalazione ci siamo resi conto che vi era la possibilità che questo involucro potesse contenere un ordigno esplosivo. Per questo motivo abbiamo fatto intervenire gli artificieri, insomma è stata messa in sicurezza tutta la zona e poi gli artificieri hanno fatto esplodere l'involucro. Era un involucro posizionato su un monopattino, era poi di fatto un ordigno rudimentale? Da quello che è stato possibile capire fino adesso, anche se gli accertamenti sono ancora in corso, non si trattava di un ordigno esplosivo, ma non è da escludere che potesse essere stato posizionato proprio lì con quelle modalità, con quell'aspetto esteriore, magari per effettuare una minaccia nei confronti di qualcuno. Comunque. Ecco, io ringrazio il questore Paolo Sartori e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie Luisa, a te e al questore di Vicenza per tutti questi aggiornamenti. Un fatto davvero inquietante che fa il paio per certi versi con la storia che vi abbiamo raccontato da Mirano con la nostra Anna Maria Parisi, la bomba carta che invece è esplosa nella giornata, nel pomeriggio di sabato. Avete visto questo monopattino, quindi queste sono le indagini della questura, indagini peraltro ancora in corso, come ci confermava il questore. E noi ritorniamo adesso a Padova, per parlare di profughi e non solo. Come sapete il Padovano è terra di accoglienza e i nuovi flussi finiscono soprattutto a Padova città e dintorni, non senza polemiche di natura politica. Ci aggiorna Chiara Gaiani, buongiorno davvero Chiara. Buongiorno da Padova, siamo alle Porte Contarine dove si è conclusa da poco la cerimonia in ricordo delle vittime dell'11 settembre davanti al monumento che la città conserva. È stata anche l'occasione per fare il punto con il sindaco Giordani sull'accoglienza migranti, sindaco che ovviamente è molto soddisfatto per il rispetto del patto con il prefetto. La settimana scorsa sono state liberate le palestre delle scuole dove era stata accolta un'ottantina di migranti. Nei prossimi giorni verrà liberata anche la palestra comunale di Feriolle e di Selvazzano e questi migranti verranno spostati sicuramente all'aeroporto Allegri, dove la Croce Rossa ha allestito almeno una trentina di brandine, ma potrebbero essere creati anche degli alloggi provvisori. Questo significa che alle porte della città di Padova potrebbe crearsi una sorta di hub nel vasto terreno dell'Allegri. Ecco, su questo abbiamo sentito il sindaco di Padova, Sergio Giordani, che era presente. Il prefetto non ha voluto rilasciare invece dichiarazioni su questo tema. Allora sentiamo il sindaco Giordani, l'intervista abbiamo raccolta con il collega Federico Cibotto e poi la linea può tornare a voi. Un hub a Padova, all'Allegri, c'è questo rischio? Non credo, penso che sia
stanno trasferendo, da quello che so, però il prefetto sa ovviamente meglio di me, stanno trasferendo le persone di Sevazzano all'Allegri, cioè utilizzano nel senso logica delle palestre per mettere l'Allegri in emergenza. Non credo ci sia personalmente non sarei d'accordo. L'accoglienza diffusa secondo me è il sistema migliore per ospitare e far sì che siano integrati più velocemente. Noi abbiamo un sistema che si chiama SAI che sta funzionando perfettamente. E mi auguro che il governo rifinanzi ulteriormente questo, per dire educare, insegnare l'italiano, accogliere. Ha bisogno di tantissimi lavoratori, per cui va da sé che bisogna gestire il problema, non lasciarlo abbandonato. Queste le parole del sindaco di Padova, Sergio Giordani. La questione è aperta e sarà una delle questioni anche dell'autunno, questo poco ma sicuro. Grazie quindi Chiara Gaiani per tutti questi aggiornamenti da Padova. Io vi faccio un riepilogo di questa giornata molto complessa. Allora lo vedete, l'ennesimo incidente, ci siamo collegati con Anna Maria Parisi, l'ennesimo incidente sulle strade del Veneto, incidente mortale con questo 31enne che è morto a Mirano nello schianto tra una moto e un'auto, 31enne di Martellago. E poi l'incidente sul lavoro a Padova, questa l'apertura del mattino di Padova Online, ci siamo collegati poco fa con la nostra Valentina Visentina sul posto, l'ennesima tragedia sul lavoro, una 57enne è morto in un macello, ovviamente le indagini sono in corso, prosegue questa scia di sangue sia sulle strade del Veneto che nei luoghi di lavoro. Soltanto prima vi ho dato la notizia di questo 19enne che ha riportato una frattura alla gamba in una fabbrica di Loria proprio questa mattina. E poi appunto c'è tutta la questione della bomba carta a Mirano, e poi vi mostro anche l'apertura del Gazzettino.it che di fatto è l'intervista che poco fa vi abbiamo mostrato con la nostra Lina Paronetto. Barbara Vedelago, la mamma di Davide Pavan, questo giovane travolto e ucciso a Paese in un incidente stradale. Giovedì c'è stato il patteggiamento, ma la mamma non perdona e soprattutto ha subito quest'onta di vedersi recapitare la fattura per appunto pagare le operazioni di pulizia della strada, di pulizia dal sangue del figlio morto. Quindi insomma avete sentito le parole di questa donna, di Barbara Vedelago, davvero strazianti, cariche di dolore ma anche di un senso profondo di ingiustizia, mi verrebbe da dire. E noi torniamo in Marocco perché, come sapete, è successo di tutto in questi giorni. Ci sono state varie scosse telluriche, la principale venerdì sera alle 23:11. Il bilancio continua ad aumentare, ora dopo ora siamo ben oltre le 2000 vittime. È un'area, quella di Marrakech, tra Marrakech e Agadir, particolarmente frequentata anche dai turisti veneti. Ci sono dei trevigiani, queste le loro testimonianze. È stato particolarmente forte, cioè la terra sotto sembrava veramente dovesse esplodere da un momento all'altro. Sono stati 30 secondi lunghi, sì. Poi il fatto di veder cadere i calcinacci e pezzi di coccio, sì, faceva impressione. Raggiungiamo Maria Paola Darui in aeroporto a Marrakech. Il segnale della videochiamata è disturbato. Lei e la figlia stanno aspettando il volo che le riporterà dopo uno scalo a Tolosa in Italia. Le due donne erano partite mercoledì da Treviso alla volta di Marrakech per trascorrere qualche giorno di vacanza. Venerdì sera, quando viene registrata la prima fortissima scossa, madre e figlia sono appena rientrate nel loro riad dopo essere state a cena fuori. Spaventate si allontanano cercando di evitare la piazza centrale presa d'assalto e le altre vie interessate dai crolli. Abbiamo tentato di scappare, di allontanarci un attimo, però cominciavano a cadere già calcinacci e quindi siamo tornati immediatamente indietro perché la situazione era non era delle migliori. A quel punto Maria Paola e la figlia si rifugiano in una piccola piazzetta dove restano fino alle 4 del mattino per poi rientrare nel riad e recuperare i propri effetti. Cercando appunto di evitare di farci male perché c'erano stati dei piccoli crolli sulla via del Riad.
abbiamo fatto le valigie, ci hanno accompagnato fino al taxi senza lasciarci mai soli. Nel pomeriggio di sabato insieme ad altri italiani raggiungono l'aeroporto di Marrakech con la speranza di anticipare il volo, ma biglietti non ce ne sono più. Dal momento in cui c'è stata la scossa, verso le 4 di notte, noi abbiamo preferito raggiungere l'aeroporto e rimanere in aeroporto. Appena arrivati eravamo un attimo tutti un po' agitati, stanotte noi abbiamo dormito qui, ci siamo un po' arrangiati alla meglio, ma diciamo un clima anche molto cordiale anche da parte delle persone, veramente ci hanno aiutato tutti. Dopo i primi momenti, quando i contatti con l'Italia sono impossibili, Maria Paola e la figlia riescono a rassicurare amici e parenti. E ieri ho ricevuto anche un messaggio da parte del nostro sindaco che in queste situazioni fa piacere essere ricordati. Sono state ore trascorse tra paura e attese, quelle vissute da madre e figlia. Siamo un po' provate, nonostante tutto, però ci spiace anche partire, ecco, e ci dispiace anche lasciare queste persone perché veramente sono state molto molto carine con noi, vedere che hanno perso molto, familiari, molti di loro, e anche le case, ci fa veramente male. Tornerà in Marocco? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Aspetterà un po', ma ci torno. Queste le testimonianze dei trevigiani che si trovavano nell'inferno del Marocco nei giorni scorsi, dove prosegue la conta delle vittime. E noi torniamo su una vicenda, alleggeriamo un po' i toni, su una vicenda che ha fatto discutere tutto il Veneto e non solo per l'intera estate. L'autovelox, il famigerato autovelox di Cadoneghe. Ci sono delle novità in vista perché la nostra redazione padovana ha incontrato poco fa il sindaco di Cadoneghe, Marco Schesaro, che annuncia un cambio clamoroso, davvero clamoroso, ai vertici della polizia locale. La vicenda dell'estate, i Velox, a che punto siamo, sindaco? Ma siamo al punto che, come sapete, io ho avviato un'istruttoria, un'indagine interna per verificare il lavoro che è stato profuso dai tecnici. Questo lavoro sta naturalmente andando avanti perché, come ho detto più volte, il sindaco dà l'indirizzo politico all'interno del territorio, poi il lavoro viene profuso sempre dai tecnici all'interno dell'ufficio. I 2 avvisi di garanzia, una sorta di bufera all'interno del comune? No, bufera no. Sinceramente è giusto, gli avvisi di garanzia sono le indagini, significa che ci sono delle indagini su delle persone e insomma io rimango garantista e comunque sia confido sempre nella magistratura e nel buon lavoro degli inquirenti. Ci sarà un cambio al vertice del comando della polizia locale all'interno del comune? Sì, mi sto muovendo in questo senso, molto presto ci sarà un cambio perché il sindaco e naturalmente è sempre stato questo il mio volere, io voglio vedere gli agenti in strada, voglio vedere gli agenti appiedati che sono a disposizione della gente, dei nostri commercianti, i controlli di quartiere, questo è l'obiettivo ed è il risultato che porterò avanti. I 2 Velox intanto non funzionano? Intanto i 2 Velox sono in corso di sostituzione, sì, perché sono stati, come ho già detto, danneggiati e quindi li sostituiremo presto. Ricordiamoci sempre che le regole sulla strada vanno rispettate e i rilevatori di velocità possono sembrare anche antipatici, ma in determinati tratti di strada dove non è possibile mettere dossi o altri dispositivi rallentatori, come nel caso di quel tratto interessato a Cadoneghe, l'unico modo per far rallentare gli utenti è rendere perentori i limiti di velocità. E vi posso anche dire che i residenti che sono lì, anche in questi giorni che li sto incontrando, mi stanno dicendo che finalmente da via Donizetti, dalla statale del Santo, eccetera, si può diciamo entrare con sicurezza e si sentono tutti più sicuri. Queste sono le parole del sindaco Schesaro sul caso dell'estate, perché di questo stiamo parlando, questo autovelox delle polemiche che poi a un certo punto è stato fatto saltare anche in aria dopo circa, vado a memoria, 24.000 multe, persone che ne avevano ricevute decine e decine in un colpo solo. Quindi il fronte è ancora aperto, ma come avete sentito dalle parole
parole di Schiesaro, ci sono delle novità, ci saranno delle novità per quanto riguarda i vertici della polizia locale, anch'essa finita sotto accusa. Ma torniamo a collegarci con la nostra Anna Maria Parisi. Lo avete visto, è a Mirano. Poco fa ci ha raccontato l'incidente mortale che è costato la vita a un 31enne di Martellago questa mattina, ma Mirano si interroga in questi giorni, in queste ore, anche su un altro fatto di cronaca, l'esplosione di una bomba a carta. Buongiorno di nuovo Anna Maria. Sì, buongiorno Christian. A Mirano sabato pomeriggio è successo che un gruppo di ragazzi avrebbe ritrovato o comunque avrebbe portato, perché fabbricato in autonomia da loro stessi, un ordigno, una bomba carta. E cos'è successo? L'ordigno è esploso ferendo gravemente uno dei loro al punto da rendersi necessaria l'amputazione della mano per un 21enne. Il gruppo di ragazzini, tutti del posto, erano in 5, si sono ritrovati proprio qui in via Porara, angolo con via Novello, questa stradina chiusa sabato scorso perché la fabbrica era chiusa, e hanno messo la bomba a carta qui al centro della strada. Ancora visibili i segni, i tracciati dei vigili, degli agenti della polizia locale dell'Unione dei Comuni del Miranese che si stanno occupando del caso. Sono tantissimi i cerchi rossi vicino ai quali si trovano proprio le bruciature di questa bomba a carta. Ecco, le vediamo con le immagini di Sandro Ponchio. E quindi è successo che poi, siccome ci troviamo a ridosso del cavalcavia che porta verso il casello dell'autostrada della 4, il fragore è stato così violento, l'esplosione è stata così violenta che gli stessi automobilisti si sono interrogati su cosa stesse accadendo, e sporgendosi dal cavalcavia hanno sentito le urla di questo ragazzo. Quindi da qui sono stati chiamati i soccorsi, con il ragazzo subito ricoverato e i sanitari che hanno immediatamente capito che era necessario amputargli la mano per poterlo salvare. Feriti, ma non in modo grave, anche gli altri 4 ragazzini, tra loro anche 2 sedicenni. E da Milano è tutto, la linea torna a te. Ti ringrazio Anna Maria, grazie davvero per tutti questi aggiornamenti su un fatto davvero inquietante. Abbiamo titolato È giallo, ma è davvero così, lo avete sentito anche poco fa dalle parole del sindaco Baggio. Allora, io se adesso è possibile, chiedo alla regia, manderei in onda il sondaggio di Ring, se lo abbiamo, che così, eccolo qua, vediamo. No, purtroppo non è ancora pronto. Ma perché? Perché Ring torna questa sera alle 21:15 con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino e insomma promette faville, tanti gli ospiti, fra poco ve li darò. Comunque torna a Ring in primo piano le tensioni all'interno del centrodestra con questa fuga, qualcuno lo chiama già esodo, da Lega a Forza Italia. È un duello in vista tra Tosi e Zaia. Intanto mi ha raggiunto uno dei volti più noti del Partito Democratico, Paolo Galeano, sindaco di Preganziolo. Buongiorno sindaco, con lui faremo il punto anche su alcune questioni molto quotidiane, terrene, che riguardano le famiglie di Preganziolo e non solo, il caro scuola, il caro vita. Fra poco si riparte, ci sono tante incognite anche per questo autunno, e tra le incognite tra l'altro c'è anche il Covid, non solo a scuole. Fra poco ci collegheremo con una farmacia di Bassano del Grappa, perché anche questo è un fronte che va monitorato. Allora chiedo a Mattia Pizzaia e Fabio Faliero se possiamo andare in pubblicità e noi ci ritroviamo fra pochissimo. Di nuovo in diretta per raccontarvi questo lunedì 11 settembre a Nord-Est. Qui con me il sindaco di Preganziolo Paolo Galeano.
Buongiorno Sindaco, fra poco ci raggiungeranno anche altri ospiti per fare il punto di questa settimana dove in tanti rientreranno a scuola con la mobilitazione che ne consegue delle famiglie. Caro scuola che pende sulle famiglie, ma non solo, c'è anche lo spettro del Covid che ritorna. Come sapete i casi sono in aumento, anche quelli sintomatici. Certo, siamo distanti da quello che è successo negli anni scorsi, nelle precedenti ondate, quindi nessun allarmismo, però chiaramente l'allerta è alta. E a tal proposito ci colleghiamo con Bassano, con la nostra Sharon Di Carlo che si trova in farmacia, e facciamo un punto per capire cosa sta succedendo anche nelle farmacie. Sharon, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Torniamo a parlare di Covid perché i dati tornano a spaventare. L'OMS racconta di un trend pericoloso, di un trend preoccupante. Noi siamo in una delle farmacie di Bassano del Grappa perché lo abbiamo imparato in questi anni. Le farmacie sono delle vere e proprie sentinelle d'allarme del territorio. Vieni Renzo, entriamo perché siamo in compagnia del dottor Todesco. Buongiorno. Buongiorno. Ci racconti, appunto, abbiamo detto che la farmacia è sicuramente una delle sentinelle del territorio. Quanti tamponi vengono fatti in farmacia oggi, più o meno rispetto al passato, all'estate? Ma io direi che d'estate si era fermato tutto, praticamente facevamo qualche tampone al mese, si contavano sulle mani. Adesso abbiamo visto che c'è un leggero aumento perché alcune persone per motivi di lavoro devono certificare il tampone e quindi vengono da noi perché siamo collegati con la regione e facciamo una denuncia che va a finire in regione. Rispetto a prima però non c'è più l'obbligo della chiusura, e perché quando la gente sta bene per legge può tornare a lavorare. Noi speriamo nel senso civico delle persone che non vadano in luoghi pubblici affollati con il Covid, oppure se hanno il Covid che mettano la mascherina FFP2. L'OMS racconta di un trend preoccupante. Al momento qui in Veneto non mi sembra che i numeri siano preoccupanti. Certamente abbiamo visto una vendita anche dei tamponi fai da te aumentata rispetto a prima, ma oggi la gente ha imparato che viene in farmacia, si compra il tampone, se lo fa e poi vedono se hanno il Covid o meno. Ripeto, l'augurio che ci sia senso civico e che le persone con il Covid o stiano a casa oppure se escono mettano la mascherina FFP2. A preoccupare sono anche queste nuove varianti. Cosa ne pensa? Vede comunque le persone che vengono in farmacia chiedono consigli? Ormai le persone sanno cosa fare, vanno dal medico di base, il medico di base gli fa la cura più appropriata. Direi il Covid non spaventa più come all'inizio o come poi nel 2020-2021. 2022 già preoccupava meno, adesso la gente non si preoccupa, è bene tenere alta sempre la guardia. Come dice lei, le persone non sono più di tanto ormai preoccupate, però a spaventare sono i numeri in prospettiva per l'inverno, tante volte come in questo caso. Ma io direi sì, un po' di preoccupazione c'è, anche perché se il Covid comincia ad aumentare adesso con le temperature ancora estive, e bisognerà vedere quello che succederà poi. Però nessuno di noi ha la sfera magica che ci predice il futuro e quindi bisognerà stare a vedere quello che succederà. E puntare, come diceva prima, sul senso civico delle persone, quindi se si ha il Covid bisogna comunque stare a casa, corretto? Io direi di sì, perché oggi la legge non lo prevede, però direi che se il senso civico delle persone è elevato, i numeri non aumenteranno più di tanto. Se invece chi prenderà il Covid andrà in giro liberamente, allora sì, i numeri si alzeranno di molto. Contiamo allora sul senso civico delle persone, grazie al dottor Todesco. Da Bassano è davvero tutto, vi restituiamo la linea.
Grazie Sharon. Qui abbiamo un déjà vu, sindaco, sostanzialmente. Lei è preoccupato da questa recrudescenza del Covid? Beh, quello che abbiamo vissuto in questi anni e le ripercussioni che abbiamo avuto non ci lasciano ovviamente indifferenti. Confido anch'io però che le parole del dottore farmacista che veniva intervistato rispecchino un po' la realtà, e quindi la situazione in questo momento non ha dati allarmanti, anche se registra un trend in crescita pur in una fase, siamo ancora in estate, il calendario dice questo, in cui solitamente eravamo abituati a non vedere dei trend in crescita della diffusione del virus. Quindi confido anch'io, penso che senso civico siano le parole determinanti in questo momento. Hanno ricordato bene le persone che hanno appena parlato di come in questo momento la normativa non imponga comportamenti di alcun tipo. Col Covid abbiamo imparato a convivere in questi anni, e quindi davvero che ognuno faccia del senso civico l'arma principale con cui contenere da subito la diffusione del virus, per non compromettere poi la convivenza di noi tutti. E lo stesso anno scolastico, tra l'altro, se non sbaglio, nella giornata di venerdì l'Associazione Nazionale Presidi ha anche diramato una nota dove appunto consiglia di distribuire le mascherine, il gel igienizzante, consiglia, ovviamente non obbliga, perché non c'è la forza di una legge in questo momento. Vedo collegato anche il sindaco di Serena del Grappa, Dario Scopella. Ci sente, sindaco? Buongiorno. Ecco, noi non sentiamo lei, però mi sa che dobbiamo, forse deve attivare l'audio, ma insomma lo faremo a breve. Ecco, forse adesso la sentiamo, sindaco, buongiorno. Buongiorno, mi sentite? Sì, la sentiamo forte e chiaro. Stavamo parlando di questa recrudescenza del Covid, della partenza delle scuole fra qualche giorno. Insomma, il suo collega di Preganziol, Galeano, parlava di buonsenso. Serve di nuovo buonsenso, tanto buonsenso? Sì, qui nel Bellunese, anche qui nel Bellunese c'è qualche caso in più rispetto al periodo passato. C'è comunque, a mio avviso, ancora un'attenzione da parte delle persone abbastanza attiva, per cui davvero credo e spero che l'anno scolastico, ma come tutto il resto, diciamo, delle attività che abbiamo in essere quotidianamente, possa proseguire senza problemi. Ecco, lei quindi auspica ovviamente questo. Nel Bellunese c'è un altro problema forse più pressante del Covid, quello del trasporto pubblico locale. C'è carenza di autisti. Dolomiti Bus, la società di trasporto pubblico locale del Bellunese, lo ha detto anche molto chiaramente con un comunicato stampa, interpellando gli stessi sindaci perché si facciano avanti per favorire soluzioni di residenzialità per questi autisti che non si trovano, mettendo a disposizione, che ne so, case, appartamenti e quant'altro. A che punto è questa partita? È abbastanza grave come situazione? Sì, è una situazione abbastanza seria, direi davvero seria. Perché mancano davvero tanti autisti all'appello. È una situazione comunque che sia a livello regionale che nazionale comunque sconta davvero una difficoltà di tutto il settore. Qui da noi nel Bellunese certamente vi è una difficoltà acuita, probabilmente anche dal fatto che il nostro territorio è comunque un territorio più difficile, vi è la difficoltà di reperire alloggi da dare in affitto, ma non soltanto per gli autisti, pensiamo anche per gli insegnanti che arrivano magari da fuori provincia, da fuori regione, per i dottori, quindi è un problema, diciamo, a livello generale. Certo che adesso che riparte anche la scuola e quindi anche il trasporto scolastico, tutto diventa molto più difficile e i numeri sono davvero limitati, e quindi basta che ci sia qualche autista magari che giustamente può star male e il servizio davvero va in forte difficoltà. Quindi di fatto l'equilibrio è molto fragile, questo ci sta dicendo lei. Tra l'altro è anche consigliere delegato ai trasporti della provincia di Belluno. Parliamo di un equilibrio molto fragile, i numeri sono risicati. Sì, l'equilibrio è davvero molto fragile, lo è, diciamo, in peggioramento da 2 anni a questa parte. Iniziamo quest'anno scolastico con l'equilibrio, diciamo, che è proprio al limite. L'azienda, insieme anche ai sindaci, in questi mesi ha cercato di
incentivare l'arrivo di nuovi autisti anche con la proposta di fare la patente gratuita, cioè chi veniva assunto da Dolomiti Bus senza patente, l'azienda avrebbe pagato la patente stessa, questo per cercare anche di andare incontro alle spese che ci sono per fare questa tipologia di patente, ma neanche questo ha portato, diciamo, un grosso effetto. Mi pare che siano soltanto 3-4 gli autisti che sono stati introdotti attraverso questo sistema, per cui c'è davvero una grande sofferenza. Certo, dobbiamo riuscire come provincia, insieme anche all'azienda, insieme agli altri soci, a cercare di fare in modo di mantenere quelli che sono gli attuali dipendenti che si stanno facendo carico davvero di un impegno molto forte, che cercano quotidianamente di coprire i buchi del servizio e ai quali davvero va il mio ringraziamento. La situazione sembra migliore nella Marca Trevigiana. Poche settimane fa abbiamo fatto il punto anche con Giacomo Coladonna, presidente di MOM, e diceva che grazie appunto all'Academy avviata da MOM si sono trovati gli autisti, quindi dal punto di vista dei trasporti, Sindaco, siamo sicuri? Sì, allora anche qui la situazione non è assolutamente rosea, perché abbiamo visto nei mesi scorsi come questo equilibrio fosse abbastanza precario anche da noi. Diciamo che le corse saltate, soprattutto nel weekend, sono state comunque poche e i disagi patiti limitati. Gli interventi messi in atto stanno migliorando lo scenario e adesso diciamo che la situazione è sostanzialmente sotto controllo. Quello che è un po' meno sotto controllo, lo stiamo vedendo anche in queste settimane, proprio mentre le famiglie si stanno riavvicinando agli autobus, agli abbonamenti per l'anno scolastico, i forti aumenti che ci sono stati, ma di questo forse parleremo dopo. L'azienda ovviamente ha l'obbligo di chiudere e di gestire in pareggio la propria attività. MOM ha anche esplicitato e espressamente comunicato a tutti gli amministratori e ai soci che poi hanno votato il bilancio quali erano state le azioni intraprese per cercare di avere gli aiuti dai soggetti chiamati in causa, quindi certo, Regione e Stato, per tenere calmierati quei costi, ma ovviamente le risposte non ci sono state e quindi l'azienda non ha potuto che fare i conti con gli aumenti. È una situazione che abbiamo chiesto di monitorare costantemente e speriamo davvero che qui Regione e Stato diano delle risposte, perché altrimenti le famiglie si troveranno in grande difficoltà. Se non sbaglio, nella Marca parliamo di un aumento medio del 30%, 30-33%, per la provincia di Belluno, mi corregga se sbaglio, Scopella, del 18% l'aumento quest'anno, ecco, quindi sono aumenti comunque consistenti sia a Treviso che a Belluno, che vanno anche ben oltre l'inflazione. Perché questo, Scopella? Allora, per quanto riguarda la provincia di Belluno, in particolar modo diciamo per l'azienda Dolomiti Bus, si è andati a recuperare quanto non era stato recuperato nel corso dei vari anni, da 5 anni a questa parte, per cui diciamo che il 18% è calcolato nell'arco di 5 anni, ai quali naturalmente poi si aggiunge l'ultimo, soprattutto dove c'è stato il caro carburante e l'inflazione che ha pesato in maniera davvero rilevante su tutti i settori. Bisogna anche dire che come provincia abbiamo però cercato di aiutare anche quest'anno le famiglie che si trovano certamente un importante aumento, ma per le quali siamo riusciti, insieme al Consorzio BIM Piave, insieme anche all'aiuto della Dolomiti Bus e insieme appunto a delle risorse della provincia, a mettere in piedi l'Unico Studenti attraverso 1 milione di euro, che permette così di calmierare per tutte le famiglie l'abbonamento per studenti che vanno alle scuole superiori. E questa sappiamo che è stata una partita anche politica molto sofferta in quest'estate 2023, l'abbiamo raccontata. Diamola per letta, diciamo così, Scopella. Resta il fatto che il ritorno a scuola per tante famiglie è un salasso, e vi faccio una domanda molto precisa. Di fronte a questi aumenti che ci sono, si vedono, è inutile negarlo, e vanno anche ben oltre il tasso di inflazione, i libri a volte hanno prezzi anche scandalosi, diciamocelo, non si rischia una scuola per pochi andando avanti così? Cioè, che la scuola diventi un lusso? Allora, siccome stiamo parlando di scuola dell'obbligo, ovviamente i ragazzi poi alla scuola ci devono andare, e su questo le famiglie poi sono chiamate a fare delle scelte, a volte sullo sport, a volte sul tempo libero, a volte sulle vacanze, su tutto quello che è conseguente. Gli aumenti sono spaventosi su molti fronti. Io posso parlare per i servizi di nostra competenza. Noi a livello comunale abbiamo fatto una scelta molto precisa già dall'anno scorso.
tutti gli aumenti Istat, e ricordiamoci che l'anno scorso viaggiava in doppia cifra l'indice Istat. L'Istat, tutti gli aumenti dei prezzi, tutte le maggiorazioni sono state assorbite dal nostro bilancio comunale senza chiedere un centesimo alle famiglie. Questo su tutti gli ordini scolastici, dai nidi alla scuola dell'infanzia, alla primaria, alla scuola secondaria di primo grado. Ovvio che questo in bilanci che devono comunque quadrare chiama necessariamente a fare delle scelte, e quindi resta indietro la buca, resta indietro uno sfalcio dell'erba, restano indietro altre risorse, ma di fronte alle famiglie, alla situazione economica che stiamo vivendo in questo momento storico, la scelta precisa che abbiamo fatto era quella proprio di cercare di favorire il mantenimento dei costi precedenti senza chiedere nulla in più alle famiglie stesse. Su questo il discorso potrebbe poi aprirsi su tutti i livelli di governo e gli interventi che bisognerebbe essere chiamati a fare per cercare di venire incontro alle famiglie, ma il discorso è ampio, insomma. Quindi... Certo. Scopella, le faccio una domanda velocissima, poi entriamo un attimo nella politica. Ecco, ricordiamo il territorio di Serena, un territorio montano, c'è la Valle di Serena. Se non sbaglio, 1 anno o 2 anni fa noi ci eravamo collegati e avevamo raccontato la storia di Sofì, questa bambina che andavate a prendere in Panda addirittura. Sì, andiamo ancora a prendere. Andate ancora a prenderla in Panda. E anzi bisogna dire che la notizia positiva, diciamo che nell'arco degli ultimi 3 anni sono nati altri 2 bambini in Valle di Serena, per cui nell'arco dei prossimi anni dovremo andare a prendere, e siamo felici di questo, ben 3 bambini. Quindi delle notizie positive ci sono. Certo, questo porta sicuramente ad avere dei costi e diciamo dei problemi da risolvere, ma se vogliamo davvero cercare di fare in modo che le famiglie restino e mettano radici sul territorio serenese, ma in generale in provincia di Belluno, è necessario dare servizi, e attraverso anche, secondo me, quelli che sono diciamo i fondi di confine che possono e devono riuscire a dare un aiuto non solo sulle opere pubbliche ma anche sui servizi della famiglia, altrimenti il bellunese non riuscirà mai a stare al passo a territori come quelli del Trentino. Allora, voltiamo pagina, la politica, dicevamo prima, questa sera torna Ferdinando Avarino con il suo ring, ed è chiaro che torna in un momento di fibrillazioni, soprattutto all'interno della centrodestra del Veneto, con la fuga continua di esponenti leghisti verso il partito azzurro che è guidato in Veneto da Flavio Tosi. A tal proposito vi faccio sentire l'intervista realizzata a Dimitri Coin, segretario provinciale di Treviso della Lega, anche perché l'ipotesi che aleggia e che di fatto non è stata smentita finora è quella che lo stesso assessore della Lega, Federico Caner, assessore di peso al turismo e all'agricoltura, passi in Forza Italia. Sentite Coin. Ci sono delle necessità di chiarimenti da fare internamente, ma che non precludono minimamente a un'uscita di Federico da parte della Lega. Federico è un elemento troppo importante per noi e lui sa perfettamente che è parte integrante di questo partito. Sono tantissimi anni che sta dando una mano e sta rappresentando comunque benissimo il territorio, e non ci pensa nemmeno lui ad abbandonare la Lega. Lei è certo quindi che resterà tra le fila del Carroccio? Assolutamente sì. Il segretario provinciale della Lega Trevigiana non ha alcun dubbio, Federico Caner non lascerà la Lega. Dopo Forcolina e Vallardi, entrambi passati a Forza Italia, nelle ultime settimane si fanno sempre più insistenti le voci di un'imminente partenza verso gli azzurri, anche dell'assessore regionale, che ieri da noi contattato ha risposto con un no comment. Prima, ha spiegato Caner in un messaggio WhatsApp, il partito deve chiarire alcune cose con me. Non è che le deve chiarire con me, assolutamente. Io con Federico ho un ottimo rapporto, assolutamente trasparente. Dovrebbe chiarire all'interno del movimento stesso. Ci sono tante questioni che sono rimaste in sospeso. Ai consiglieri regionali, in particolare agli assessori regionali, non è andato giù il non aver potuto votare al congresso regionale, non è andato giù il non aver potuto nemmeno assistere al congresso regionale, figure che comunque hanno fatto la storia della Lega in Veneto e si sono sentite messe in un angolo nonostante i ruoli importanti che ancora essi hanno. Insomma, i chiarimenti chiesti da Caner sembrano essere rivolti ad altri livelli del partito, a cominciare dalla segreteria regionale e da Alberto Stefani. Con Salvini siamo sentiti, a un segretario regionale che è Alberto Stefani, che sicuramente starà monitorando questa situazione. Con Stefani si è sentito? Stefani lo vedo tutte le settimane a Roma.
Dal canto suo Coina ribadisce il ruolo di primo piano dell'assessore regionale all'interno del Carroccio. Noi non possiamo privarci di persone, della sua esperienza, della sua storia, come tra l'altro ha fatto male anche l'uscita di Giampaolo Vallardi su Federico, che non ha mai nemmeno pensato di abbandonare la Lega, ma sono solo situazioni che si leggono dai giornali e magari alimentate anche da non smentite. Mancate smentite che alimentano le voci, come quelle che vedrebbero un altro esponente di spicco della Lega, un altro assessore pronto a dire addio al partito, Roberto Marcato. Posso capire un certo disagio, specie in quest'ultimo periodo, però che una figura storica come quella di Roberto Marcato, e vale tutto quello che ho detto per Federico anche per Roberto, possa abbandonare la Lega per andare da un'altra parte, mi sembra un'ipotesi assolutamente remota. Intanto domenica prossima ci sarà il tradizionale raduno di Pontida, banco di prova per misurare lo stato di salute della Lega. Dalla Marca sono già pronti a partire 6 pullman, tutti pieni, altri 2 potrebbero essere organizzati quest'ultima settimana, senza contare i tanti che arriveranno con mezzi propri. La presenza a Pontida della provincia di Treviso sarà massiccia come lo è sempre stata anche negli anni passati. Sa se ci sta la Camera? Penso proprio di sì, assolutamente. Insomma, staremo a vedere, come sempre a Pontida poi scatterà la conta. Senta Scopella, lei è coordinatore provinciale di Forza Italia per il Bellunese. Poche settimane fa c'è stata una conferenza stampa anche a Belluno con Flavio Tosi, ci sono stati degli ingressi eccellenti nel suo partito. Matteo Toscani, per esempio, ex consigliere regionale leghista, vicepresidente del Consiglio regionale, Leonardo Colle, sono passati con voi. Copione simile a Treviso, a Padova, ovunque. State cannibalizzando il Carroccio? Io non credo che stia succedendo questo, credo che all'interno di ogni partito ci sono, diciamo, dei momenti in cui delle persone fanno delle scelte. Credo piuttosto invece che il lavoro che sta facendo Flavio Tosi sia un lavoro importante certamente per Forza Italia, e ne ho davvero tanti feedback positivi anche nel territorio provinciale, ma è un lavoro importante che sta facendo per tutto il centrodestra. Ecco, quindi insomma lei tiene la linea, mi pare di capire. Solo una cosa, ecco, vedete il titolo in onda. Il titolo in onda poi è l'oggetto del sondaggio di questa sera di Ring, la trasmissione di prima serata che torna con Ferdinando Avarino. Fuga in Forza Italia, è duello Tosi-Zaia. Dica sì o no, è duello, Scopel? Io credo che sia un lavoro di entrambi per far crescere il centrodestra. Allora, vedo lei resta una sfinge. Allora, grazie mille Dario Scopella, la lascio perché so che è di corsa, e quindi buon lavoro davvero a Dario Scopella. E entriamo in casa Partito Democratico, perché sabato a Padova c'era Eli Schlein, quindi sentite cosa ha detto Eli Schlein. È un nemico al giorno che di solito è una persona diversa, una persona migrante, una persona LGBT. Contro la politica dell'odio, contro i contratti pirata scritti per produrre precari, a favore del salario minimo e della sanità pubblica. E sulla sanità, chi vuole smantellare il pubblico e in questo modo naturalmente lasciare molto più spazio solo al privato non deve fare niente, basta stare fermi. Eli Schlein, applauditissima, a Padova lancia la festa dell'unità, la sfida anche in Veneto. È una speranza che si riaccende, dice, consapevole che proprio in Veneto, roccaforte del centro-destra, la corsa alla regione sarà una delle più sfidanti. Eppure sul palco allestito al Parco Milkovic appare più risoluta che mai. Noi stiamo lavorando per tornare a vincere dappertutto. Tra i punti forti, che saranno anche quelli della campagna elettorale del PD, la sanità pubblica universalistica, priorità nella discussione con la maggioranza nella prossima manovra. Si stanno già tagliando i servizi alle persone, non ce lo possiamo permettere. C'è bisogno di invertire la rotta che ha intrapreso il governo di Giorgia Meloni e riaumentare le risorse per la sanità pubblica. Ad accoglierla tra tanti gli studenti che con le tende allestite al Bo proprio dalla Città del Santo hanno portato in primo piano il tema dell'emergenza abitativa. La crisi abitativa non si è assolutamente risolta, le risposte del Ministero sono state poche, insufficienti e sono anche tornate indietro, per cui sicuramente finché la crisi abitativa non si risolve noi continueremo ad esserci, quindi tenda o non tenda o da altri modi sicuramente la mobilitazione continua.
Un autunno di mobilitazione annuncia Elly Schlein, poi l'ha ribadito di fatto ieri alla festa dell'unità di Ravenna, ma non è un periodo facilissimo nemmeno per il Partito Democratico, ci sono fibrillazioni interne, c'è stato un ammutinamento in Liguria, quindi Galeano, in che direzione sta andando il Partito Democratico? Elly Schlein è forte, è debole, come valuta questa segreteria? Lei aveva sostenuto, come tanti altri nella Marca, Bonaccini. Sì, avevo sostenuto Bonaccini durante il congresso, che poi era risultato vincitore appunto fra gli iscritti e soccombente invece quando le primarie sono state aperte a tutti. Io sono uno che rispetta poi i risultati delle competizioni quando sono democratiche, e quindi sono ancora iscritto al Partito Democratico per rispetto di quel risultato appunto. Mi sembra abbastanza evidente dai dati e dalle fuoriuscite più o meno recenti di qualcuno che comunque il clima non è assolutamente sopito. Io penso che però dovremmo essere bravi a concentrarci sui temi concreti, perché la gente non si appassiona mai di queste vicende interne, anzi queste gettano abbastanza scredito poi sui presupposti per radicalizzare davvero e radicare una proposta politica, non radicalizzare, scusatemi, è tutt'altro. E quindi davvero io penso che i temi ci siano. Si parlava adesso degli affitti della sanità, davvero sono cose che stanno preoccupando le famiglie. In questi giorni è ad attualità il tema per cui il governo di Giorgia Meloni sembra appunto non voler confermare i 330 milioni per il fondo affitti, e se li colleghiamo ai discorsi che facevamo prima alle famiglie, avere famiglie, migliaia di famiglie che non possono chiedere l'integrazione all'affitto che pagano, quota parte viene appunto coperta dalle spese che lo Stato stanzia, che poi passano da regione a comuni, altra parte viene messa direttamente dai comuni. Se queste risorse mancano, le famiglie una volta sono i libri, una volta sono la scuola, una volta sono l'affitto, sono difficoltà reali che ci sono. Sono difficoltà enormi. I temi ci sarebbero, insomma. Enormi, e proprio per questo fra poco ne parleremo con Stefano Garibbo, che saluto e ringrazio, responsabile dell'area lavoro di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, perché i comuni possono fare la loro parte, il governo ovviamente dovrebbe fare la propria parte, possono fare la loro parte anche le imprese con dei piani specifici di welfare. Adesso gli strumenti rispetto al passato ci sono e fra poco li passeremo in rassegna. Prima di andare in pubblicità e prima di dedicarci a questo aspetto specifico, vi ricordo i fatti del giorno. Il mortale di questa mattina a Mirano, scontro tra un'auto e una moto in via Giorgiona, perdere la vita una 31enne di Martellago. Ci siamo collegati con la nostra Anna Maria Parisi, l'ennesimo incidente mortale sulle strade del Veneto, e purtroppo vi abbiamo anche raccontato l'ennesimo incidente sul lavoro mortale in Veneto, perché è morto in un macello a San Nicolò un 57enne, e ci siamo collegati con Valentina Visentin proprio da Ponte San Nicolò. Un incidente sul lavoro si è registrato questa mattina anche a Loria, in una fabbrica di via Giovanni Falcone. A rimanere schiacciato e riportare una frattura alla gamba un 19enne, quindi insomma una scia che continua. Allora facciamo così, pubblicità, e fra poco ci ritroviamo con Paolo Galeano e Stefano Garibbo. Di nuovo in diretta con Paolo Galeano, sindaco di Preganziolo, Stefano Garibbo, responsabile area lavoro della Confartigianato di Treviso. Vado subito da Garibbo, perché stavamo parlando di costi in capo alle famiglie, adesso inizia la scuola, insomma è inutile che dico cose che sappiamo tutti. Cosa possono fare le aziende per venire incontro alle famiglie? Sì, intanto buongiorno a tutti. Sì, in questo momento appunto di costi per le famiglie, dettato a quello che ha detto lei, in generale dall'inflazione che sta mordendo forte in tutto questo 2023, il legislatore ha confermato delle normative che già anche i precedenti governi avevano introdotto, quindi siamo su una linea oramai di tendenza per la quale le aziende che hanno la disponibilità, ecco questo voglio essere chiaro, cioè non è un'opzione che le aziende che magari sono nelle condizioni di dare più attenzione ai propri dipendenti con delle risorse aggiuntive possono fare cosa?
possono rimborsare proprio ad esempio lo stesso acquisto dei libri scolastici fatti dai propri dipendenti genitori, anche semplicemente con un rimborso nella busta paga, quindi con operazioni molto semplici, piuttosto che rimborsare direttamente il costo anche degli abbonamenti per eventuali treni, bus o trasporto locale che servisse per il dipendente stesso, ma ovviamente anche per il dipendente genitore di figli. Poi in particolare quest'anno, e quindi questi ultimi 3 mesi dell'anno ci vedranno impegnati come associazione, insomma, anche a ricordare questo alle imprese che possono permetterselo, per fidelizzare magari meglio anche il rapporto con i propri dipendenti, per creare un clima aziendale di un certo tipo. Come soluzione welfare c'è la possibilità di riconoscere fino a 3.000 euro fondamentalmente netti, con un costo equivalente per l'azienda, quindi non c'è un costo aggiuntivo sul valore nominale di queste operazioni per l'impresa, per il dipendente detassato, e fino a questa soglia, che è un valore annuo, è possibile per gli imprenditori che hanno le condizioni per farlo di riconoscere risorse ai propri dipendenti che siano sostanzialmente genitori di figli fiscalmente a carico, quindi semplificando, insomma, tutti i genitori di figli in età non lavorativa, fondamentalmente fino a 16 anni, o anche quelli che hanno più di 16 anni come figli, che hanno un reddito, ossia che hanno fatto qualche tipo di lavoretto fino a certe soglie comunque molto alte, quindi in linea di massima tutti i minori rientrano nel concetto di figli fiscalmente a carico. Se il dipendente ha queste caratteristiche, l'azienda può riconoscere in soluzioni di buono d'acquisto per supermercati, per la spesa, per il carburante, quindi per beni di prima necessità dove l'inflazione sta mordendo molto, come sappiamo, o addirittura rimborsare direttamente nella busta paga il costo del caro bollette, quindi sono soluzioni innovative che però stanno prendendo piede anche nella piccola impresa. Tutto molto chiaro, la ringrazio perché è una fotografia molto puntuale e quindi le aziende stanno aderendo, c'è sensibilità da parte degli imprenditori? Assolutamente sì, esistono proprio anche dei premi annuali che misurano questa tendenza nelle imprese che sta crescendo, e sicuramente in questo momento, tipico nella nostra impresa, insomma, di grande vicinanza ai dipendenti, parliamo di imprese, quelle che rappresenta la nostra associazione, che rappresenta Confartigianato, che hanno 5-6 dipendenti di media, quindi insomma il datore di lavoro è diciamo anche a suo modo, insomma, molto vicino al mondo dei dipendenti, quindi se ci sono queste possibilità, quando ne viene a conoscenza, avendo anche un beneficio datoriale, nel senso che poi questo investimento abbassa anche la tassazione d'impresa, le imprese che se lo possono permettere sono interessate, ci ascoltano, facciamo apposta un convegno anche domani sera per ricordare la nostra base associativa. Diciamo che più queste norme restano stabili, più i governi che si succedono le rendono stabili, aiutano all'impresa a farle conoscere. Il cambio di norme improvviso non aiuta, però siamo in un trend positivo, oramai sono 5-6 anni che andiamo in questa direzione. E quindi anche le aziende possono fare la loro parte in questo momento delicatissimo accanto ai comuni, in attesa che poi anche la finanziaria che è in discussione porti delle buone nuove. Grazie Paolo Galeano, sindaco di Preganziol, grazie Stefano Garibbo, responsabile dell'area lavoro di Confartigianato Treviso. Io vi ricordo proprio i fatti principali della giornata, mi aiuto anche con i portali online. Il Gazzettino.it apre con l'intervista di fatto che vi abbiamo mostrato, vi abbiamo fatto sentire in diretta a Barbara Vedelago, la mamma di Davide Pavan, il 17enne ucciso da un poliziotto ubriaco. Avete sentito dalle sue parole lo strazio senza fine e poi questa ennesima onta, il fatto di aver dovuto pagare una fattura per ripulire il sangue dalla strada, insomma una vicenda davvero surreale, ve lo abbiamo fatto sentire in diretta. Poi siamo andati a Padova per l'ennesimo incidente sul lavoro, questo 57enne di Ponte San Nicolò morto in un macello, una scia di sangue che purtroppo continua in Veneto, e insomma di incidenti sul lavoro si sta parlando parecchio dopo quello che è successo anche a Torino e non potrebbe essere altrimenti. E poi ancora l'incidente sulle strade di Mirano, in via Giorgione, dove a morire è stato un
31enne di Martellago. Il dramma si è registrato in mattinata, ci siamo collegati in diretta con la nostra Anna Maria Parisi. Martellago, tra l'altro scusate, Mirano, dove c'è il giallo di questa bomba carta che è esplosa nella giornata di sabato e che ha portato all'amputazione di una mano per un ragazzo del posto. Quindi le indagini sono in corso e questa sera faremo il punto anche di questo. Questa sera tra l'altro torna Ring, la trasmissione di approfondimento politico con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino, ospiti Marco Zabai del Partito Democratico, Massimiliano Barison di Forza Italia, Arturo Lorenzoni, speaker dell'opposizione in Regione Veneto, Enoch Soranzo di Fratelli d'Italia. Poi ci sarà anche un approfondimento sulla vicenda dell'estate in Veneto, l'autovelox dei record, quello di Cadoneghe, parlano i multati e tra l'altro vi abbiamo fatto sentire poco fa l'intervista praticamente in presa diretta al sindaco di Cadoneghe Schesaro, che ha annunciato la rivoluzione ai vertici della polizia locale, quindi un epilogo di questa vicenda che però pare non finirà qui. Quindi veramente Ring torna questa sera, il sondaggio ve l'ho annunciato ma poi ci ritorneremo dalle 18:30, fuga in Forza Italia, è già duello tra Tosi e Zaia. Questa sera nel corso delle nostre edizioni serali vi daremo tutti gli aggiornamenti, tutti i riferimenti per partecipare attivamente al grande ritorno di Avarino con Ring. È davvero tutto, vi ricordo che dopo il meteo ci sarà un film storico, una pellicola del 1948, Giovanna d'Arco. Adesso c'è il meteo, noi ritorniamo in studio alle 18:30 con l'edizione regionale, 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Grazie a Mattia Pizzaia con Fabio Fagliero dalla regia. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione, buon pomeriggio. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vedelago. Benvenuti al meteo. Il nostro territorio continua ad essere protetto dall'anticiclone africano che si mantiene ben stabile. Vediamo dunque il dettaglio di lunedì 11. Sul Veneto la settimana inizia con il bel tempo, lo vediamo dalla grafica. Sarà infatti ampiamente soleggiato con cielo sereno e sgombro da nubi al massimo velato. Le temperature saranno stazionarie o in lieve locale aumento, minime tra 14 e 19 gradi, massime tra 28 e 32 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tanto sole con cielo in prevalenza terso e limpido e non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime sui 16-19 gradi, massime tra i 30 e i 31 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige come di consueto. Lunedì ancora con molto sole e poche nubi. Temperature minime intorno ai 17-19 gradi, massime sui 33 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vedelago.